E se al posto di Bersani ci fosse stato Matteo Renzi, sarebbe andata diversamente per il Partito Democratico? Una domanda che molti elettori del centro-sinistra si fanno in queste ore, ma rispedita al mittente dai due principali sostenitori veneti del sindaco di Firenze, che non si prestano a fare ipotesi non reali. Non mi appartiene la politica dei se e dei ma, di commentare quindi se ci fosse stato Matteo. Probabilmente Matteo era riuscito durante la campagna del primario a dare un messaggio un po' più chiaro e a ottenere anche quell'appeal nei confronti di un elettorato deluso. Io l'ho dichiarato anche in altre sedi, siamo riusciti a deludere i delusi. Le primarie hanno decretato la figura peraltro onesta e seria di Bersani e adesso bisogna guardare avanti. Più di 3 milioni di cittadini sono andati a quelle primarie e democraticamente hanno scelto Bersani. Quanto ai malumori interni al PD con relativa ipotesi di dimissioni per Bersani, meglio guardare al futuro e chiedere al segretario più coraggio. È stata fatta una politica di campagna elettorale più sull'espressione della qualità della persona, che sicuramente è seria, ma è mancato quel messaggio chiaro, deciso, giovane, fresco, veloce, che possa arrivare agli italiani e che possa far capire che c'è un cambiamento in atto. Dal sindaco di San Giovanni Lupatoto, 33 anni e un'amicizia personale con Renzi, parole di apertura e di rispetto per il Movimento 5 Stelle, che ora fa parte del Parlamento e si deve assumere delle responsabilità nei confronti del Paese e del Veneto. È indiscutibile che adesso il Movimento 5 Stelle è, che io ritengo, una forza politica e non antipolitica come qualcuno ha voluto far emergere o di protesta, perché forse il Movimento 5 Stelle è stato l'unico partito che ad oggi è riuscito a capire in forma più vera ciò che gli italiani chiedevano. Detto questo, adesso hanno anche loro un senso di responsabilità enorme nei confronti del nostro Stato, dei nostri cittadini, e devono scendere comunque a una forma di dialogo.